Ancora furti nella Marca, a Mogliano i ladri sono tornati nell'abitazione dove avevano tentato un primo colpo, riuscendo stavolta a mettere a segno il furto. La proprietaria manca la solidarietà tra vicini. Non c'è pace per i presepi trevigiani dopo le fiamme alla grotta della Natività. A Revine, a Bosnigo, portata via la statuina del bambino Gesù. Per rubare 40 euro i banditi distruggono il distributore del latte, accaduto la scorsa notte a Mogliano. Aveva investito una donna senza fermarsi a prestarle soccorso. Dopo poche ore la Postrada ha identificato il responsabile, un 70enne, l'episodio a Sernaglia della Battaglia. La polizia locale di Treviso ha identificato l'ecovandalo che qualche giorno fa aveva abbandonato numerosi rifiuti a Sant'Antonino. Si tratta di un artigiano marocchino residente a Spresiano. Si chiude con un segno negativo il 2019 per l'export trevigiano, a pesare il calo di esportazioni verso la Germania, uno dei mercati principali per i prodotti made in Treviso. Tra le classiche statuine nel suo presepe, il signor Gianfranco Rubinato di Falzè di Piave ha voluto inserire anche i ricordi d'infanzia. Buonasera, ben ritrovati, edizione trevigiana dei nostri telegiornali. Dunque l'avete sentito con in primo piano la serie di furti messi a segno nelle scorse ore in diverse località della Marca. Iniziamo da Marocco di Mogliano, dove i ladri sono tornati, dove avevano tentato un primo colpo che stavolta hanno messo a segno nonostante il rafforzamento delle misure di sicurezza. Loro insomma, hanno visto che non hanno terminato e hanno detto adesso andiamo a vedere di fare quello che non abbiamo fatto la prima volta. Immagini e commento dell'ennesimo furto nella Marca. Qui siamo a Marocco di Mogliano, in via Martiri di Belfiore, in casa della signora Alba Chiara Poli, che ci racconta così l'avventura di ieri sera. Io ero in vacanza, è arrivato tramite il telefonino l'allarme di un tentativo di furto. Ho contattato la mia vicina di casa di controllare se per caso ci fossero dei ladri o qualcuno. È uscita, ha detto che ha trovato tutte le luci del giardino spento e ha cominciato a sentire un gran trambusto in casa, al che ho chiamato il 112 che è arrivato immediatamente, però ormai il gioco era fatto. Decisamente un brutto gioco, considerando lo spettacolo di devastazione del piano terra che le si è parato davanti al rientro precipitoso nel cuore della notte. Danni agli infissi e soprattutto agli averi per decine di migliaia di euro, nonostante non fosse la prima volta che questa villetta fosse visitata dai ladri. Guardi che c'è il sensore, vedi, di luce, tutto, nonostante quello, perché nel primo tentativo di furto i carabinieri stessi mi avevano consigliato di potenziare tutto, cosa che avevo fatto, controllato allarme, aumentato le luci del giardino, tutto. Mancava di rifare questa, ma sono tutti in vacanza giustamente e questi hanno finito il lavoro adesso, basta. Ladri che, stando i vicini, sono di casa da queste parti. Comunque altre volte è successo naturalmente, no? Succede sempre, però la gente semina allarme, però deve pure andare via qualche volta, no? Ladri quindi informati su chi va in vacanza in questa zona, dove dovrebbe essere attivo il controllo di vicinato, condizionale d'obbligo dopo aver sentito l'appello della signora Poli. Ci dovrebbe essere molta solidarietà tra vicinato, cioè quando si sente rumore, un allarme che suona, sarebbe bene farsi anche i fatti degli altri, ecco, in questo senso. Non c'è pace per i presepi trevigiani. A Mosnigo di Moriago della Battaglia, rubato dal presepe vicino alla chiesa la statuina del bambino Gesù. Il presidente della Proloco ha sporto denuncia ai carabinieri. Abbiamo messo Gesù bambino con la sua culla la vigilia di Natale verso sera e dopo al mattino mi hanno detto che non c'era più. Dopo la capanna del presepe vivente incendiata a Revine, un altro presepe nel mirino dei malintenzionati, quello realizzato dalla Proloco di Mosnigo di Moriago al Parco Frare, a 2 passi dalla chiesa parrocchiale. I ladri hanno portato via la statuina di Gesù bambino forse già la notte di Natale. C'è chi dice che sia stato un furto, un semplice furto, anche perché insomma era una statuetta di valore. Oppure c'è la linea di pensiero che dice sia un atto vandalico. Io ho sporto denuncia ieri mattina ai carabinieri di Costa Martino, adesso vediamo perché
Anche qui abbiamo le telecamere e speriamo che qualcosa trovino, insomma. Qui a Mosnigo, paese di 2400 abitanti e ben 43 associazioni, alla tradizione del presepe ci tengono tutti. Gruppi e privati cittadini ne hanno realizzati un po' ovunque e il fatto di aver preso di mira un lavoro realizzato per la comunità colpisce doppiamente. Noi siamo pro loco, siamo volontari, portiamo avanti le nostre tradizioni, dunque è giusto che tutti rispettino le nostre idee, non siamo pagati, non siamo niente, dunque è giusto anche rispettare quello che fanno di volontariato, insomma. L'intenzione è quella di lasciare la natività per questo Natale senza il suo personaggio più importante. Penso che ormai per questo anno, anche per dare il segno che c'è stato questo furto, questo atto, vogliamo rimanere senza statuina. Ed ora torniamo a Mogliano, dove i ladri non si sono limitati a sottrarre del denaro, ma hanno anche devastato un distributore del latte. Rubano 40 euro ma ne fanno migliaia in danni. Più che ladri, dei veri e propri vandali, quelli che nella notte tra venerdì e sabato hanno ridotto così la macchina per distribuire il latte crudo. Sono venuti a trovarci questa notte dei ladri al distributore di Mogliano Veneto, quello di via Ronzinella, e hanno distrutto il distributore. Fortunatamente ne avevamo un altro in casa, adesso lo stiamo ripristinando. Dentro niente, c'era il latte e l'incasso della giornata di ieri. Più o meno? Più o meno 30-40 euro. I danni invece sono? Qualche migliaio, perché hanno distrutto proprio tutto, nel senso che hanno distrutto la cella frigorifera e perciò non ha senso ripararla tecnicamente, ma è già successo un paio di volte qua. Avevamo messo dei rinforzi, ma stavolta l'hanno rotto col piede di porco. Non è la prima volta che questa casetta viene presa di mira in un'area come il parcheggio del centro commerciale di via Ronzinella, da tempo al centro della cronaca per furti nelle auto in sosta, vandalismi negli autobus e spaccio di stupefacenti. Abbiamo fatto denuncia anche le altre volte ai carabinieri, però loro li ritengono piccoli atti vandalici, per capirci, cioè non ci fanno niente tecnicamente, non possono farci niente, nel senso che o li beccano nel fatto oppure non. Una delle zone di Mogliano dove la microcriminalità è dilagante, anche perché chi ha cercato di presidiare il territorio con la propria attività ora più che mai si sente solo, con le inevitabili considerazioni. Questo fa parte del servizio, nel senso che è dal 2009 che è aperto e ci sono dei clienti del Moglianese o della zona di Marcon che vengono qui a servirsi, che sono di passaggio quando vanno avanti e dietro dal lavoro. E se succedesse di nuovo non lo mettiamo più, sicuramente, perché hanno fatto più danni di quello che hanno rubato alla fine. Intensificati i controlli della Polizia Stradale di Treviso durante il Natale su strade e autostrade, intercettato in poche ore un 70enne che aveva investito un pedone senza prestargli soccorso. Ha investito una donna che camminava lungo via Gravette a Sernaglia della Battaglia la mattina di Natale senza fermarsi a prestarle soccorso nonostante fosse finita in un fossato. Protagonista dell'incidente un automobilista 70enne rintracciato dalla polizia grazie anche alle testimonianze dei presenti e alle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Poche ore più tardi gli agenti hanno raggiunto l'uomo che ha ammesso le proprie responsabilità. L'anziano è stato denunciato per fuga, omissione di soccorso e lesioni gravi, visto che la donna ha riportato ferite guaribili in più di 40 giorni. Questo è uno dei risultati dei controlli effettuati dalla Polizia Stradale di Treviso durante le festività natalizie per garantire la sicurezza su strade e autostrade. Numerose le persone trovate alla guida con un tasso alcolico al di sopra dei limiti di legge. Nello specifico 9 automobilisti sono risultati positivi all'alcol test, di questi 8 sono stati denunciati. Complessivamente 159 le infrazioni contestate, 12 le patenti di guida ritirate, in totale sono stati decurtati 400 punti, mentre le sanzioni amministrative ammontano ad alcune migliaia di euro. Continua la lotta della polizia locale di Treviso agli ecovandali. Qualche giorno fa vi abbiamo mostrato le immagini di una discarica nel quartiere di Sant'Antonino. Ora gli agenti hanno identificato il responsabile. Vado lì all'ufficio al Foro Boario e gli farò vedere le foto. Era
Furono stati proprio i residenti del quartiere di Sant'Antonino a denunciare con tanto di documentazione fotografica alla polizia locale la presenza in via Bampo di un cumulo di rifiuti abbandonati lungo la strada, sacchi neri, latte, cartoni. Gli agenti insieme agli ispettori di Priula avevano subito avviato le indagini per risalire al responsabile analizzando gli scarti. Si trattava di oltre 1 metro cubo di vari rifiuti, tra i quali imballaggi con fibre in carbonio, fusti di latta con residui di prodotti tossici, guanti, scarpe e indumenti da lavoro usati, spiega il comandante della polizia locale Andrea Gallo. Tutti i sacchi sono stati attentamente controllati ed è apparso chiaro che si trattasse di un abbandono da parte di chi esegue lavori di tipo edile. Gli agenti del comando hanno incrociato i dati del materiale ritrovato con quello messo in commercio da una ditta di Treviso. Attraverso poi i codici di vendita sono risaliti ad un artigiano di origine marocchina, residente a Spresiano, in questi giorni tornato nel suo paese per le festività, ma già convocato in comando per la denuncia penale. A suo carico sarà aperto un fascicolo che sarà poi trasmesso alla Procura della Repubblica. L'uomo ora rischia una condanna all'arresto fino a 2 anni e una multa fino a 26.000 euro, oltre al pagamento delle spese che sono servite per lo smaltimento dei rifiuti. Lo stesso sarà infine segnalato alla Questura per il suo permesso di soggiorno, nonché all'Agenzia delle Entrate e alla Guardia di Finanza per accertamenti di natura fiscale. Si chiude con un segno negativo il 2019 per l'export trevigiano. Non abbiamo debitamente attenzionato la Germania, mercato principale di destinazione dei nostri prodotti, spiega Vendemiano Sartore, presidente della Confartigianato di Treviso. Si appresta a chiudere con un segno negativo l'export trevigiano del comparto manufatturiero. I primi 9 mesi di quest'anno le esportazioni sono diminuite dell'1,2% rispetto allo stesso periodo del 2018. I settori che hanno perso in maniera rilevante sono il tessile con un meno 7,9%, il legno meno 5,1% e quello della produzione di macchinari e apparecchiature meno 3,1%. I settori sui quali noi abbiamo maggiori difficoltà sono quelli legati all'automotive, soprattutto da parte tedesca, perché questo ha 2 elementi. No? Uno, veniamo da un periodo molto buono e quindi è evidente che gli alti e bassi ci sono. Il secondo però deriva anche da un fatto strutturale e da un fatto anche psicologico nella gente. Abbiamo demonizzato l'alimentazione, diciamo, soprattutto quella a diesel ma anche a benzina, dicendo che andava usata la macchina elettrica, però se noi non creiamo il mercato evidentemente le persone aspettano. Non abbiamo attenzionato la Germania, mercato principale di destinazione dei nostri prodotti, che ha ridotto dello 0,7% le importazioni. E anche quello del sistema moda nei confronti della Germania. Fortunatamente ancora non abbiamo gli effetti dei paesi come l'Inghilterra, dove evidentemente c'è sempre questa spada di Damocle del Brexit, ma fino adesso la paura ha creato un elemento positivo, perché intanto fanno approvvigionamenti maggiori. Il Veneto invece chiude diversamente da Treviso con un segno positivo più 0,9%. Dobbiamo far veicolare, spiega Sartor, un messaggio importante. Però quello che dobbiamo dare anche come messaggio è le esportazioni ci hanno salvato, però creiamo anche le condizioni perché ci riprenda anche il mercato interno, perché noi abbiamo questa questione della paura del domani che rallenta anche la spesa delle persone che potrebbero spendere. Aumento dell'IMU sulle seconde case e i terreni e della Tasi a Vittorio Veneto, che è in difficoltà economiche, però invece di pagare potrà ricorrere al baratto amministrativo. Tributi comunali aumentati a Vittorio Veneto per i cittadini, il regalo di Natale che non vorresti trovare sotto l'albero, ma tant'è. Era, dice il sindaco Antonio Miatto, ormai necessario. Purtroppo sì. Ogni aumento pesa sia su chi lo applica dal punto di vista dell'amministrazione e anche di chi lo riceve. Abbiamo cercato di farlo nel modo meno traumatico possibile. Ovvero sia, abbiamo tolto uno di 2 balzelli, la Tasi, e abbiamo riassunto tutto in un unico balzello, l'IMU. Ci siamo limitati comunque a portare il tutto al 10%. Conteggiati entrambi i tributi, un ritocco minimo, secondo il sindaco, che porta Vittorio Veneto sui livelli degli altri principali comuni della provincia. Noi siamo su 28.000 e rotti, quasi 29.000 abitanti, le città che vanno dai 25.000 ai 35.000 hanno tutti ben più del 10% attualmente, quindi ci siamo anche limitati. Per agevolare il pagamento, il Comune non solo ha deciso di mettere a disposizione i modelli F24 precompilati, ma ha introdotto anche il cosiddetto baratto amministrativo.
Chi ha un ISEE basso, invece di pagare, può chiedere di svolgere lavori di pubblica utilità. Sfalci, tenere in ordine angoli della città, qualcosa che vada quantificato come reale lavoro sul campo, quindi quantificando le ore che sono necessarie. Abbiamo valorizzato queste ore, intanto in fase sperimentale abbiamo ritenuto che possa essere anche questo un elemento mitigante. Siamo alla sanità. Prima di Natale l'annuncio del governatore Zaia dell'arrivo di nuovi medici negli ospedali del Veneto. Quanti e quando arriveranno al Cafoncello ce lo spiega il direttore generale dell'ULSS 2 nel prossimo servizio. Arriveranno già a gennaio 10 medici per il pronto soccorso, poi dovranno finire il corso e immagino altri 30, una trentina per l'area medica che dovrebbero arrivare a Treviso. Arrivano i rinforzi all'ULSS 2 Marca Trevigiana. È la quota aspettante dei 500 medici annunciati dal presidente Zaia nella conferenza di fine anno. Una vera e propria boccata d'ossigeno per la sanità trevigiana. Questo è un grande respiro per l'organizzazione e soprattutto per abbattere le liste d'attesa e rispondere anche come aiuto al grande lavoro che stanno facendo i nostri medici, i nostri operatori. Questo ci darà la possibilità ovviamente di caricare meno di lavoro i nostri e finalmente di poter far respirare anche i nostri operatori. Quindi una grande iniziativa che effettivamente dà forza all'organizzazione. Perché la battaglia continua è sulle liste d'attesa che, sottolinea il direttore generale, ad Asolo stanno diminuendo grazie alle autorizzazioni regionali. Un aumento di budget, di modo che abbiamo potuto fare grossi investimenti in termini di libera professione aziendale, in termini anche di utilizzo di pensionati che possono continuare a lavorare in libera professione e abbiamo già ridotto di oltre il 50% le galleggianti che avevamo. Nell'area di Asolo ne avevamo circa 15.000, siamo arrivati a 4.783, quindi un bel lavoro, ringrazio tutti, sono convinto anche per il mese di aprile di azzerare completamente le liste d'attesa. Infine il capitolo innovazione dei medici di base che su indicazioni regionali potranno effettuare alcune prestazioni con macchinari sofisticati, alleggerendo il carico dei poliambulatori ospedalieri. Noi dobbiamo chiaramente fare degli accordi contrattuali con i medici, ci troveremo a livello di comitato aziendale e cercheremo di portare avanti questo che poi è anche recepito nel patto per la salute. Io sono convinto che troveremo la disponibilità dei medici di famiglia perché sicuramente è a vantaggio del medico di famiglia ma soprattutto dell'utente poter utilizzare la telemedicina e quindi lavorare in stretto rapporto con gli specialisti. È l'obiettivo del 2020 ed è un obiettivo importante che significa far correre meno il cittadino. Una delegazione di giovani ha incontrato il sindaco Mario Conte e il presidente del Consiglio Comunale Giancarlo Iannicelli a Cassugana. Sono ragazzi provenienti da quello che potremmo definire la Treviso dell'altro mondo. Potremmo definirli i trevigiani dell'altro mondo, quello che i loro avi hanno affrontato andando a catar fortuna. Sono i discendenti dei nostri migranti, quelli che alla fine dell'Ottocento hanno lasciato la miseria dei bisnenti col miraggio di poter avere un pezzo di terra tutto loro, senza dover dividere i raccolti col paron, con il prete e con 1000 altri pretendenti, con il risultato di non avere di che da mangiare. Così è stato colonizzato il Rio Grande do Sul in Brasile, ma anche parte dell'Argentina e molte altre terre dell'America Latina. E così è nata Treviso, comune brasiliano dello stato di Santa Caterina nella microregione di Criciúma. Criciúma è una colonia veneta, diciamo, è una colonia italiana però con la maggioranza di veneti, sono discendenti di veneti. Abbiamo una scuola grande e abbiamo questa idea di cominciare questo gemellaggio con la regione del Veneto in Italia. Ma è vero che avete anche un fiume Piave? Sì, è vero. Micro si fa per dire, considerando che si parla di oltre 2 milioni di chilometri quadrati, quando tutto il Veneto ne fa appena 18.345. E se i nostri emigranti con sangue e sudore, aratro ed esplosivo hanno reso fertili questi territori, le nuove terre non sono riuscite a recidere le radici con il vecchio mondo, che i loro pronipoti vengono a scoprire. Ma in fondo anche noi dovremmo tornare a riflettere sulla nostra immigrazione. Lo spirito con il quale i nostri nonni, bisnonni andavano nelle terre sconosciute in America, in Australia o in Brasile era totalmente diverso rispetto allo spirito con il quale molti purtroppo vengono nel nostro territorio. Dico purtroppo perché se lo spirito fosse lo stesso, forse il processo di integrazione sarebbe molto più semplice. Flussi e riflussi di una storia che in fondo si ripete, supportata dai ricordi tramandati di generazione in generazione. Oggi quasi tutti faticano ad articolare il Veneto ed è per questo che cercano un ponte con la terra dei loro avi, anche magari per capire quello che i nonni cercavano di nascondere.
I suoi nonni parlavano italiano a casa, lui ricorda quando c'era un segreto che i bambini non potevano capire, parlavano italiano a casa. Sì, quando non credo sì. Ed ora ci fermiamo un attimo, c'è la pubblicità. Siamo tornati nuovamente in studio ed ora siamo alla nostra pagina da Belluno provincia. È un bilancio col segno positivo quello chiuso dall'amministrazione comunale di Feltre. Tra le novità il calo della pressione fiscale con la riduzione dell'IRPEF per il primo scaglione di reddito. Ci siamo posti come maggioranza l'obiettivo di arrivare a dare un primo, seppur timido, segnale di riduzione della pressione fiscale, per cui nel 2020 avremo una riduzione di 1 punto percentuale sul primo scaglione dell'IRPEF. È un bilancio col segno positivo quello che l'amministrazione Perenzin porterà entro fine anno all'attenzione del Consiglio Comunale di Feltre. Cala la pressione fiscale, in attivo la cassa, in diminuzione il tempo medio di pagamento delle fatture da 30 a 23 giorni. Il 2019 è stato il primo anno intero di impegno per gli interventi riservati al post Vaia, la tempesta che a Feltre ha causato danni stimati in oltre 7 milioni di euro solo al patrimonio pubblico. I danni della tempesta Vaia per il patrimonio pubblico del comune di Feltre ammontano a circa 7 milioni di euro. Nel 2019 siamo riusciti a fare lavori di ripristini per circa 2 milioni di euro, quindi ci siamo portati a circa la metà dei lavori di ripristino che sono necessari. Il 2020 sarà l'anno degli interventi strategici, quelli cioè sui quali l'amministrazione Perenzin lavora dal 2012, primo anno di mandato. Ci sarà una vera e propria piccola rivoluzione in centro storico, perché direi tutti quanti gli edifici principali della città vecchia sono interessati da interventi di valorizzazione e riqualificazione notevoli. Uno per tutti i lavori di completamento del Teatro della Sena, ma poi i musei, poi la biblioteca, insomma ce ne sono veramente tanti. Contestualmente l'attenzione verrà riservata alle piccole manutenzioni del territorio, ragione per la quale il Comune ha stanziato 500.000 euro all'anno per 3 anni nel piano delle opere pubbliche per le asfaltature delle strade comunali ripartite fra centro e frazioni. In crescita il turismo, mentre per il commercio è iniziato un giro di ascolto con le realtà del territorio per condividere un obiettivo comune di rilancio del settore. Il Comune di Belluno, stazione appaltante per la gara della gestione delle reti del gas, porta in Consiglio Comunale la responsabile del procedimento e gli advisor faccia a faccia con le opposizioni, ma i dubbi restano. Sull'esito della gara del gas intervengono i tecnici, responsabile unica del procedimento e 2 ingegneri dell'advisor che compongono la stazione appaltante indicata inderogabilmente dalla legge nel comune capoluogo, e scatta l'ammutinamento della minoranza che aveva chiesto al sindaco un approfondimento di natura politica, subito stoppato dal presidente del Consiglio Comunale Rasera Berna, che senza mezze parole ha respinto la volontà di mettere in stato di accusa il primo cittadino. Il riferimento senza se e senza ma è al documento votato dai 2/3 dell'assemblea di Atem, che ha censurato il comportamento del sindaco di Belluno, invitato già lo scorso 22 novembre a verificare con la stazione appaltante i chiarimenti richiesti relativi al preziario da applicare per la valutazione delle reti. Come è andata a finire è noto, i chiarimenti non sono arrivati e il 4 dicembre le buste sono state aperte e l'offerta più congrua è stata ritenuta quella di Italgas. Al momento, hanno detto gli advisor, sono in corso le verifiche su alcune anomalie, ma hanno sottolineato gli ingegneri Romiti e Valeriani, sin dal 2015 il valore degli impianti è risultato il medesimo, prendendo in considerazione entrambi i preziari, quello veneto e quello della Camera di Commercio di Trento. Sicché, sostengono gli advisor, la valutazione finale è simile a quella richiesta da BIM Infrastrutture. A mettere ordini su ruoli e competenze ci ha pensato il segretario generale del Comune, ma le sue spiegazioni hanno ingenerato dubbi sulle convenzioni e per inciso il Consiglio Comunale di Belluno non ha mai ratificato la delega conferita dai comuni alla stazione appaltante. Di una cosa però vi è certezza: in qualsiasi caso le bollette del gas non aumenteranno e le tariffe saranno le medesime obbligatorie e valide per tutto il nord-est. Se, come ritengono i sindaci del bacino d'ambito, vi è stata una sottovalutazione degli impianti stimata in 15 milioni di euro, si potrebbe invece configurare un danno erariale. La richiesta di sospensione della gara perciò potrà portare a un approfondimento in autotutela. Se gli accertamenti diranno che la stazione appaltante ha operato correttamente, l'iter della gara sarà allungato di qualche mese. Meglio così che correre il rischio di vedersi sanzionare per danno dalla Corte dei Conti, quello sì, a carico delle casse di tutti i comuni del bacino d'ambito.
Ed ora vi lasciamo al presepe di questa sera, costruito dal signor Gianfranco Rubinato di Falzè di Piave, e subito dopo ovviamente le nostre previsioni del tempo. Io quindi vi saluto, grazie davvero per averci seguito, buona serata e buona domenica. Diversi anni che faccio il presepe, è una passione che ho avuta fin da piccolo, quando ero piccolo lo facevo. Le particolari sono che ha visto il pozzo qua, come si levava l'acqua una volta per dare da bere alle mucche, non si doparava la corrente e cose. Si doparava questo braccio fatto con la forca, non so se lo vedete sul presepio, e si tirava sull'acqua così, in questo modo. Quindi ha messo nel presepio anche alcuni suoi ricordi di infanzia. Esatto, qualche ricordo di infanzia proprio. Tonus Laboratorio del Piede, centro altamente specializzato nella costruzione di plantari su misura, dedica nuove tecnologie di rilevazione dei carichi posturali per dare voce alla filosofia di benessere che lo caratterizza. Bentrovati al meteo. Una massiccia irruzione di aria fredda proveniente dai Balcani sarà responsabile di un brusco calo termico, tuttavia il tempo si manterrà stabile. Vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto domenica con il sole, il cielo si presenterà al massimo poco nuvoloso, salvo per locali banchi di nebbia al mattino e poi in serata sulle aree di pianura. Temperature in diminuzione, minime sotto zero, vedete quasi ovunque, massime comprese invece tra 5 e 7 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui sarà asciutto con un ampio soleggiamento e il cielo sarà sereno o al massimo velato. Temperature minime tra -2 e 3 gradi, massime sui 7 gradi circa. Poche novità sul Trentino Alto Adige, con tanto sole vedete su tutti i settori, senza precipitazioni associate. Temperature minime sui 4 gradi, massime intorno ai 6 gradi. Bene, questo aggiornamento è giunto al termine, arrivederci. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi, eleganza e comodità, perché camminare è vivere.